Tutto è bene quel che finisce bene, la bella stagione ha finalmente mostrato il suo vero volto e, grazie a una calda e ventosa giornata primaverile, il campionato siciliano motocross ha preso il via, domenica 8 aprile, nell'impianto MX Totò Monreale di Partinico. Ben 127 piloti, provenienti da ogni angolo dell'isola, hanno battagliato per tutta la giornata tra polvere e raffiche impetuose di vento, specie nel pomeriggio. Ad organizzare la manifestazione è toccato al Motoclub MX Valleiato che, grazie al supporto del Comitato Regionale FMI e all'ottimo lavoro dei cronometristi di Trapani, ha superato a pieni voti l'esame d'apertura di stagione. La gara, partita intorno alle ore 11:15, ha visto disputarsi 8 manche la mattina e 8 il pomeriggio, con diverse classi accorpate per via del nuovo regolamento che prevede una classificazione oltre che per l'età anche per bravura, grazie alla cifra ranking. I primi a partire, dopo le prove libere, sono stati i concorrenti delle classi MX1 ed MX2 Expert Rider e Fast. La vittoria assoluta delle tre categorie e del primato nella Fast MX1 è andato al messinese Salvatore Runcio, grazie ad una bella doppietta. Sì, la gara è andata molto bene, sono partito subito primo, la prima match, la seconda sono partito secondo, dopo qualche giro mi sono liberato del mio avversario, mi sembra che era Talamo, che è partito pure abbastanza bene. La gara è andata bene, anche se c'era un po' di polvere in alcuni punti che ostacolava un po' la visuale. La Fast MX2 vede la vittoria del velocissimo Ezechiele Cappellano, autore del giro veloce di giornata, in sella alla piccola Yamaha 125. Le categorie Expert vengono conquistate rispettivamente da Giuseppe Mineo Grippi, la MX1, e Marco Mandarà, la MX2. Giuseppe Sciammetta vince in solitaria la Rider MX1, mentre bella vittoria di giornata, con 2 primi posti, per il ritrovato Giuseppe Magro, in MX2 Rider. Tra i giovani in sella alle 125 sfortuna nera per il veloce Thomas Amalfa, che è costretto al ritiro in gara 1, ma vince comodamente gara 2. Pietro Parisi conquista una convincente vittoria assoluta e porta a casa anche il primo posto nella 125 senior. Ad ottenere il gradino più alto del podio tra gli junior è il portacolori del motoclub Valle del Belice Marco Messina, con un primo e un secondo posto di giornata. A trionfare nella classe veteran è Salvatore Scala, che vince l'assoluta di entrambe le manche e la classe MX1 veteran, mettendosi per 2 volte alle spalle il vincitore della super veteran Sebastiano D'Agosta. La MX2 veteran è affare del messinese Giovanni Parisi, che chiude con 2 vittorie la sua giornata. La prima tappa del campionato motocross è valsa anche come prova di apertura del campionato MX Epoca. Buona la partecipazione dei piloti appassionati alle rugginose, che si sono presentati in 11, accorpati poi alla categoria femminile. Il più veloce è stato il pluricampione siciliano Tonino Abramo, che in entrambe le gare ha battagliato con Felix Gaetano. 2 le lady in gara, Federica Castelli e Luana Finocchio, rispettivamente prima e seconda. Poco meno di una ventina i piloti del minicross che si sono sfidati a Partinico. In evidenza, tra tutti i 65, è il portacolori del Sicilia Racing Gennaro Utek, vincitore dell'assoluta e della classe debuttanti. Nella cadetti il più veloce risulta Andrea Monteverde. La categoria 85 viene conquistata da Aero Staricò, primo nella senior, con 2 primi posti assoluti, mentre Maurizio Scollo conclude terzo assoluto e primo tra gli junior. Nelle affollatissime classi Challenge MX1 ed MX2 vincono rispettivamente Antonio Giuffrida e Nicolò Prestia. Non ci resta che darvi appuntamento il 29 aprile a Caltagirone per la seconda prova del campionato siciliano motocross. Un saluto agli amici del Tassetto. Sta brum brum, e sta brum brum.